Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie agli organizzatori per questa bella occasione di incontro che ci vede oggi pomeriggio chiamati a parlare dell'impatto dei sistemi di intelligenza artificiale nel comparto finanziario, in particolare sulla gestione del risparmio. Argomento che stiamo trattando in varie occasioni congressuali lungo queste giornate e che ci vede coinvolti a vario titolo, esperti del settore, universitari, eccetera. E naturalmente stiamo parlando di una materia in rapida evoluzione, quindi che ci coglie, o almeno coglie, io personalmente sono una giurista, ci coglie parzialmente impreparati. Quindi stiamo parlando di un settore in cui alla intermediazione tradizionale si sta succedendo pian piano una situazione di nuova intermediazione, fino a parlare anche di disintermediazione nell'offerta di servizi, di attività di investimento, e che imporrà un gran cambiamento. Insomma, già ci sono tra regulatory sandboxes, hub incubatori come Milano Hub, eccetera. Insomma, ci sono tanti tentativi di più o meno in stato avanzato di esecuzione, eccetera, che di introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel comparto che stiamo analizzando. E in più c'è un quadro legislativo incrementato dalla presenza di questo regolamento, l'AI Act, che nel 2024 è entrato in vigore, che pian piano sarà esecutivo da qui al 2026 e che impone determinate riflessioni, perché per i sistemi ad alto rischio, quali possono essere alcuni sistemi di valutazione del merito, del credito, eccetera, eccetera, impone requisiti, impone obblighi e insomma, è un qualcosa in più da analizzare nel suo aggiungersi ad un quadro normativo già presente. Di tutto questo noi parliamo oggi. E quindi chiedo agli illustri relatori che mi accompagnano in questo pomeriggio di affrontare le tematiche in oggetto. Partiamo da Alessandro Anese, che è il coordinatore territoriale di ANASF, del Friuli Venezia Giulia. Ci parla di intelligenza artificiale, intermediari finanziari e consulenza agli investitori, stato dell'arte e sviluppi futuri. Prego. Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema che può ovviamente preoccupare la cittadinanza e che è visto in maniera in genere positiva dalle informazioni che abbiamo invece dal lato investitore, perché può essere un aggregatore, può essere un facilitatore per quello che sono le decisioni di investimento. Io darò una brevissima definizione in base all'AI Act, la posizione dell'Unione Europea su che cos'è l'intelligenza artificiale, a oggi quali sono i livelli di denaro investito su questa nuova tematica, come stanno utilizzando l'intelligenza artificiale gli intermediari, quali sono i vantaggi, quali sono i limiti e quale potrebbe essere l'evoluzione in questo ambito. In ogni nuova tecnologia che avanza ci sono delle grosse opportunità, ma ci sono anche chiaramente dei limiti, e questo è un fatto da tenere presente. Sicuramente relatori più addentro di me di questa cosa sottolineeranno quelli che possono essere i rischi, ma anche noi come ANASF, l'Associazione dei Consulenti Finanziari, daremo la nostra posizione. E poi un'indicazione di come i consulenti finanziari possono utilizzare e potranno utilizzare questi strumenti. Allora, il regolamento europeo recentemente entrato in vigore definisce l'intelligenza artificiale come una famiglia di tecnologie e di sistemi che possono funzionare con livelli di autonomia variabili. Noi sentiamo parlare di intelligenza artificiale generativa e non generativa. Abbiamo un po' l'immagine, se vogliamo, di alcuni film di fantascienza in cui l'uomo si contrappone alla macchina, si contrappone al computer, via via con maggiori gradi di autonomia. A oggi quello che l'intelligenza artificiale fa non è null'altro che interpretare una serie di dati che sono disponibili. Qui possiamo subito fare una grossa distinzione tra quello che è l'approccio degli Stati Uniti, l'approccio americano, e quello che invece è l'approccio dell'Unione Europea. Gli americani hanno una posizione per cui favoriscono il mercato
e quindi l'uso dei dati personali, perché l'intelligenza artificiale questo fa, usare dei dati che sono a disposizione, è liberamente accessibile da parte delle piattaforme. Il tema è quello di tutelare il mercato fin tanto che il mercato non diventa un ostacolo per il consumatore. Quindi piena libertà per quello che riguarda alle grandi piattaforme americane di utilizzare i dati che riescono ad avere. La posizione invece dell'Unione Europea è quella per cui il dato è di proprietà di chi emerge il dato, di chi fornisce il dato. E quindi con appunto questo regolamento si è preoccupato di regolamentare quelli che sono i diritti del consumatore nel rendere disponibile la trattazione del proprio dato. Quindi due posizioni diverse da questo punto di vista, che forse spiegano anche come mai i grossi modelli di intelligenza artificiale sono cresciuti soprattutto in America. La quantità di dati disponibili, non regolamentata nella sua trattazione fin tanto che non diventa un pericolo per il consumatore, ha permesso a queste piattaforme in America di crescere molto rapidamente. In Europa invece la cosa è regolata. Tutto quello che noi firmiamo in termini di privacy trova la sua origine ancora nel GDPR 2016, entrato in vigore nel 2018, e con la stessa logica poi anche l'AI Act europeo ha individuato quali sono le regole secondo cui i dati devono essere trattati. Quindi io ti dico quali dati tu puoi andare a trattare, e questo riduce in parte la disponibilità dei dati. È vero che internet è mondiale, si può prendere ovunque, però l'atteggiamento sicuramente tra Europa e Unione Europea è diversa. Oggi i maggiori player presenti sul mercato sono, come dicevamo, escluso Mistral, che è una startup francese essenzialmente americane. Sentiamo parlare quotidianamente di ChatGPT, OpenAI. Google ha investito in maniera molto pesante già nel 2014, con 500 milioni di dollari è entrata in questa società. Forse vi ricorderete di DeepMind e di AlphaGo, perché nel 2016 per la prima volta un computer ha battuto un giocatore professionista di Go, che è questo gioco di strategia cinese, addirittura molto più complicato rispetto agli scacchi. Quindi un grosso passo in avanti dell'intelligenza artificiale, che 4 volte su 5 ha battuto il campione di Go. Un'altra piattaforma molto importante è quella su cui si sono riversati importanti investimenti di Amazon, 4 miliardi, e di Google, altri 2 miliardi, ed è Anthropic, che ha sviluppato Claude, che è un altro LLM, cioè Large Language Model, cioè sistema di intelligenza appunto artificiale. Gli investimenti sono cresciuti in maniera rilevantissima. Il valore del mercato a oggi, solo tenendo conto di quello che è stato investito nel 2024, supera ormai, ha fatto un saldo di 50 miliardi rispetto al 2030, e dicevo sono stati investiti a oggi 184 miliardi di dollari. Si prevede che nel 2030 gli investimenti in intelligenza artificiale possano superare gli 800 miliardi a livello mondiale. Quindi sicuramente le cifre in ballo sono cifre estremamente importanti. Dal punto di vista invece dell'utilizzo, se noi ci facciamo i dati dell'Eurostat rilevati nel 2023, è stata fatta un'indagine a livello europeo su 150.000 imprese, chiedendo quante di loro avessero adottato già degli strumenti di intelligenza artificiale. Ebbene, solamente l'8% nel 2023 delle aziende interpretate su 150.000 ha detto di avere già integrato sistemi di intelligenza artificiale al proprio interno. Di questo 8%, la maggior parte sono aziende del nord Europa, e ritroviamo lì le aziende dimensionalmente più importanti, insomma, quindi anche ovviamente aziende quotate o comunque con dimensioni di mercato e fatturato importanti da questo punto di vista. Quello che le aziende rilevano, quelle che hanno investito questo 8%, è però la mancanza di
specialisti nell'ambito della trattazione dei dati e dell'implementazione di modelli. Quindi quello che può essere un problema di mismatch tra le professionalità che escono dalle scuole superiori piuttosto che dall'università rispetto al mondo produttivo viene rilevato anche per quello che riguarda i temi dell'intelligenza artificiale. E dicevamo luglio 2024, regolamento AI Act dell'Unione Europea, che cosa dice? L'AI Act mira soprattutto a garantire la protezione dei diritti fondamentali delle persone nell'utilizzo dei dati. I large language model sono dei modelli di natura matematica, di natura statistica, che ci danno delle risposte alle domande che noi andiamo a fare. Queste risposte si fondano sui dati che vengono utilizzati, ricordiamoci sempre questo, quindi quella è la materia prima su cui questi modelli possono lavorare. L'Unione Europea quindi regola quelli che sono i diritti del produttore primo di questi dati e quindi fissa dei requisiti e degli obblighi all'utilizzatore di questi dati. Cerca però di istituire anche un mercato interno armonizzato, ovviamente perché questo è il compito dell'Unione Europea, e incoraggiando ovviamente l'adozione di queste nuove tecnologie cerca di far sì che la trattazione sia uniforme in tutta quanta l'Europa e cerca anche di costruire un contesto favorevole a questi sviluppi. Che cosa dice l'AI Act? Suddivide praticamente l'atteggiamento basando l'approccio verso l'utilizzatore di questi dati in base al rischio che l'utilizzatore può presentare. Allora, non sono soggetti ad alcun obbligo, ma possono comunque adottare volontariamente standard e codici di condotta coloro che fanno una trattazione minima di questi dati e soprattutto di dati non sensibili. Ci sono poi alcuni sistemi che utilizzano questi dati come chatbot piuttosto che l'intelligenza generativa che invece fanno dei dati personali e di dati anche sensibili un uso più intenso. Allora in questo caso vengono posti delle limitazioni all'uso e c'è quella che si chiama dichiarazione di trasparenza, cioè chi fa uso di questi dati sensibili deve dichiarare che quei dati lì sono trattati dall'intelligenza artificiale e deve esplicitare in maniera molto chiara questa cosa. Ci sono obblighi più stringenti man mano che la sensibilità dei dati utilizzati aumenta, quindi sicuramente se usiamo dati sensibili personali, ad esempio relativi allo stato di salute, qui c'è un alto rischio che quei dati possano essere trattati in maniera non corretta e quindi le regole sono molto più stringenti. C'è poi un ambito di trattazione di questi dati personali che possono mettere in crisi i diritti fondamentali dell'uomo. In quel caso lì la trattazione dei dati è inaccettabile e viene sostanzialmente vietata. Dal punto di vista di come stanno a oggi nell'ambito delle istituzioni finanziarie utilizzando l'intelligenza artificiale per l'analisi e l'elaborazione dei dati, quello che maggiormente oggi le aziende del settore stanno facendo è l'analisi dei dati. Pensiamo che semplicemente, e ci sono già dei software specifici in questo, la gestione del rischio di credito da parte di una banca. La banca tratta ovviamente i dati che raccoglie dalle varie centrali rischi, però ormai si stanno sperimentando anche la trattazione di dati che si trovano sui social, ad esempio, no? Noi abbiamo una serie di metadati che lasciamo in giro all'interno del web che esulano, che vanno oltre i dati economici che sono presenti in centrale rischi. Quindi una banca che sta valutando il grado di affidabilità a fronte di una pratica che sta istruendo può raccogliere dati e trattare dati anche in ambito che non siano solamente le centrali rischi tradizionali. Un altro settore in cui si sta lavorando è il tema dei chatbot, cioè avere degli strumenti che possano interloquire con il cliente. Adesso noi da un paio di anni siamo abituati a avere le app
per quello che riguarda l'accesso alla nostra banca. Molti di noi si ricorderanno i call center clienti in cui a volte c'era qualcuno che rispondeva con voce molto metallica alle domande che noi facevamo. Ancora oggi molto spesso l'esperienza con la chatbot è che io interrogo online, cerco di avere un aiuto e magari non si capisce che cosa chiedo, quando mi si risponde non è la risposta che io stavo cercando. Si stanno implementando dei sistemi in cui innanzitutto il linguaggio è estremamente friendly, quindi un linguaggio che ormai è indistinguibile nella sostanza e nella forma rispetto ad avere un operatore umano, e l'accuratezza delle risposte che vengono date grazie alla velocità di questi modelli oggi comincia a essere veramente molto molto importante, non ha nulla a che fare con l'esperienza delle vecchie chatbot. Ovviamente i tempi che queste istituzioni finanziarie investono nel dare risposte, nel dare servizio ai clienti, è un onere economicamente importante, quindi lo sviluppo potrebbe essere quello di non utilizzare più i call center, ma utilizzare solamente questi sistemi di risposta di intelligenza artificiale. Se invece guardiamo appunto al dove stanno investendo maggiormente dal punto di vista dell'uso specifico, la maggior parte dei denari in questo momento va sul tema della gestione del rischio, ed è uno degli elementi essenziali per un'istituzione finanziaria, sia che si parli di gestione a fronte dell'erogato, mutui, prestiti personali, aziende e quant'altro, sia che si parli di gestione del rischio nella costruzione del portafoglio per l'investitore, che sia questo retail e l'investitore privato, o che sia la gestione del rischio a fronte dell'investito del proprio patrimonio. Quindi nulla di cui meravigliarsi se il tema della gestione del rischio è il tema che più sta raccogliendo in questo momento in termini di denari. Ottimizzazione del portafoglio è normale, perché un'istituzione finanziaria fa ovviamente anche questo. Rilevamento delle frodi. Rilevamento delle frodi è estremamente importante perché i sistemi di intelligenza generativa, rendendo ormai, come ho detto prima, indistinguibile se di là c'è veramente una persona o c'è un sistema che gira, facilita e moltiplica le opportunità di presentarsi con un intento fraudolento. Abbiamo sentito casi di cronaca, insomma, e magari ci auguriamo che non sia capitato, ma potreste aver voi stessi subito una situazione di questo tipo, in cui vengo contattato e si spacciano per l'operatore della mia banca, no? I sistemi di phishing per carpire le password, tutta quella roba lì è un problema di frodi che incidono in maniera molto importante ormai nel sistema bancario, e quindi gli operatori sono molto attenti a questa cosa a fronte di quello che può essere un incremento di queste attività fraudolente. C'è un tema di trading algoritmico, magari potreste aver pensato che il tema del trading automatizzato potesse essere il primo su cui stanno investendo, in realtà non è così, siamo al terzo posto da questo punto di vista. Gestione dei documenti, tutta la parte amministrativa, perché ovviamente tutta la parte di semplificazione e di gestione delle pratiche amministrative libera un grosso importo di patrimonio che viene investito sulla gestione di queste pratiche, che sono meramente amministrative, insomma, che non apportano nulla di particolare, se non la necessità di adeguarsi a tutte quelle che sono le normative. Che cosa stanno pensando per quello che riguarda il futuro, cioè dove potresti pensare di indirizzare ulteriormente i tuoi sforzi, i tuoi investimenti? Cercare di capire che altro uso io posso fare dell'intelligenza artificiale, in quali altre situazioni può venire in aiuto, ovviamente ottimizzare il ciclo di produzione, come è ovvio che sia, insomma, perché ogni efficientamento chiaramente libera risorse. C'è un tema di infrastrutture, pensate il tema della trasmissione dei dati. Noi quando pensiamo a infrastrutture pensiamo a condotte che possono portare petrolio, in realtà le infrastrutture sono anche tutti i cavi che portano e che ci consentono di gestire questi quanti dati. Tutti questi dati, le infrastrutture sono anche tutti i centri di calcolo, perché l'intelligenza artificiale consuma tantissimo e richiede centri di calcolo estremamente, dimensionalmente importanti. Quindi quelle sono delle altre aree in cui gli operatori
stanno valutando di investire eventualmente ulteriori denari rispetto a quello che hanno già fatto. Il tema che difficilmente si riesce a internalizzare professionalità importanti fa sì che anche la ricerca di partner esterni che possano efficientare con i loro prodotti i miei processi interni è un'altra area su cui il mondo della finanza si sta molto muovendo. Dal punto di vista di quelle che sono le prospettive, ci sono delle valutazioni che oggi ci dicono che l'uso dell'intelligenza generativa attraverso l'apertura di nuove opportunità di business o attraverso l'efficientamento di processi che già esistono potrebbero far crescere il PIL mondiale tra i 2,6 e i 4,4 trilioni di dollari. Sono cifre enormi, sono cifre assolutamente importanti. La gestrice del fondo ARK, che è uno dei fondi hedge fund più importanti a livello mondiale, che è stata la prima a investire su temi di intelligenza artificiale come mero investimento, ha di recente fatto un'analisi per cui dice che da qui al 2030 l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di intelligenza artificiale, potrebbe portare a una crescita del PIL che potrebbe arrivare fino al 7,7 annuo. Tenete conto che oggi la crescita del PIL mondiale gira attorno a un 3-3,5%, questo è il tasso medio di crescita, poi noi magari meno, i paesi emergenti di più, però tasso medio di crescita del PIL mondiale insomma si aggira intorno ai 3%, a volte più, a volte meno. Capite quindi che se dovessero realizzarsi gli auspici più rosei di questo gestore, di questa gestrice, noi vedremo il PIL mondiale crescere a ritmi doppi nei prossimi anni da qui al 2030. Quindi cifre assolutamente fuori da qualunque cosa che noi ci potessimo aspettare fino a prima dell'adozione di questi strumenti. Per quello che riguarda l'intelligenza artificiale generativa nell'ambito del sistema bancario, si stima che l'incremento l'impatto con la crescita che potrà generare l'intelligenza artificiale si situi tra i 200 e i 340 miliardi di dollari annui. Stiamo parlando di nuovo di ordini di cifre estremamente importanti. Insomma, per avere un paragone, voi fate conto che il PIL italiano, il debito pubblico italiano è a 2.360 miliardi all'incirca, quindi parlare di 200 e 340 miliardi di dollari all'anno di crescita sono cifre estremamente importanti. Quali sono i benefici? Dicevamo, l'intelligenza artificiale può aiutare gli operatori a verificare, far emergere frodi molto più facilmente. Potrebbe anche stoppare fin dall'inizio le frodi, perché le frodi hanno un loro sviluppo ovviamente, e quindi essere in grado di analizzare tutti questi dati che vengono lasciati per arrivare alla conclusione della prova finale in maniera anticipata utilizzando l'intelligenza artificiale potrebbe già ridurre drasticamente fin dall'inizio questa attività. C'è sicuramente un risparmio di tempo, non so chi di voi ha utilizzato sistemi di intelligenza artificiale. A me capita per attività di dover leggere una quantità infinita di dati, report che arrivano per cercare di capire ovviamente come funzionano le cose, quindi rassegne stampa infinite. Mi è capitato di avere un'analisi di 30-40 pagine, magari anche in lingua, la leggo, ma messa dentro un sistema di intelligenza artificiale chiedendogli di tirare fuori i 5 punti che sono quelli più importanti, di mettermi magari qualche grafico, questa cosa viene fatta nel giro, vi assicuro, di un minuto a farla lunga tra il tempo che ci impiego a caricare il PDF e la risposta che io posso avere. Quella cosa me la potevo leggere da solo, ci avrei messo probabilmente qualche ora e nel fare il confronto fra le varie analisi lo stesso mi sarebbe andato via molto tempo. Ho provato a utilizzare in questo ambito ChatGPT e anche altre piattaforme e il risparmio di tempo è notevolissimo. Poi l'argomento che mi interessa andrò ovviamente a approfondirlo, però una sintesi, una panoramica da questo punto di vista è velocissima. C'è un tema di efficientamento,
I sistemi di intelligenza artificiale hanno il vantaggio che, trattando una quantità infinita di dati, parliamo di miliardi di dati, quindi una mole che il cervello umano difficilmente riuscirebbe a razionalizzare, fanno magari emergere anche dei legami che a noi potrebbero sfuggire. Quindi anche da questo punto di vista le elaborazioni complesse ci vengono sicuramente in aiuto, facendo vedere magari dei legami che a un primo acchito noi non riusciamo a rilevare. C'è un tema di poter personalizzare, faccio di nuovo l'esempio di ChatGPT che uso anche per scrivere delle mail, gli dico quale deve essere il contenuto delle mail, ChatGPT mi elabora la mail che poi io correggo, valuto, verifico se ha il contenuto, tutto il contenuto che io volevo. Però posso dire a ChatGPT se quella mail è indirizzata a un ingegnere che avrà un suo approccio e un suo modo di leggere le mail, piuttosto che a un notaio, piuttosto che a un cliente invece che da questo punto di vista necessita di un linguaggio molto meno tecnico. Quindi anche la personalizzazione delle risposte che noi riusciamo a ottenere è dinamica ed è estremamente veloce. Un altro tema è quello dell'adeguamento alla normativa, agli obblighi della normativa, che, ripeto, è un adeguamento in genere meramente di ordine burocratico. Tutta quella parte lì destinata, elaborata, gestita dai sistemi di intelligenza artificiale sicuramente libera moltissime risorse. Attenzione al tema dei rischi, c'è un tema che è legato all'uso appunto dei dati che io lascio in giro, che viene fatto, c'è un tema di accesso eventualmente a quei dati, c'è un tema a volte di scarsa trasparenza di quello che può essere l'uso dei dati, c'è un tema di cybersicurezza, c'è un tema soprattutto di coerenza e veridicità del risultato che noi otteniamo dai sistemi LLM rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Se i dati che vengono utilizzati sono dati spuri, sono dati inquinati, siccome il modello lavora sui dati che noi gli forniamo, la risposta non potrà che essere sbagliata. Quindi attenzione a non prendere per oro colato qualunque cosa ci dica ChatGPT o qualunque altro sistema di intelligenza artificiale. Il problema sarà in un prossimo futuro capire quanto validi sono i dati su cui si sono elaborate poi le risposte. Quello sarà il vero tema su cui dovremo fare molta attenzione. Questo è un esempio, deepfake, soprattutto al di là dei filmati che si incontrano su YouTube, che possono essere più o meno divertenti, però l'uso dell'intelligenza artificiale può portare anche a delle distorsioni. Forse qualcuno di voi ricorderà Cambridge Analytica. Cambridge Analytica è un uso che sono stati fatti dei metadati che noi abbiamo lasciato su Facebook, essenzialmente da lì derivavano le analisi che faceva Cambridge Analytica. Cambridge Analytica era una società che si era proposta alla campagna elettorale di Trump come capace di influenzare, tra virgolette, il voto delle persone. C'è anche un documentario per chi di voi ha Netflix molto interessante da andare a vedere. La trattazione di quei dati lì pare possa avere influenzato il voto degli americani, o meglio aver influenzato il voto di quegli americani che erano incerti. Il processo era quello, cercare di capire quella specifica persona che posizione avesse e cominciare a fornire delle fake news, appunto delle notizie non vere, per spostarlo da una situazione di incertezza verso un voto che poi si sarebbe espresso per la campagna elettorale di Trump. Quindi questo è un esempio di come potrebbero essere utilizzati questi dati, che sicuramente, se utilizzati in questo modo, possono anche impattare sull'opinione pubblica. Non solo sull'opinione pubblica, ma anche sugli investimenti che vengono fatti. Forse qualcuno di voi ha sentito parlare di GameStop, una catena di negozi, stiamo parlando ai tempi del Covid. Questa catena di negozi ai tempi del Covid era con un piede nella fossa, insomma era quasi in fallimento, utilizzando una piattaforma che si chiama Reddit,
degli operatori di Robinhood, che era una piattaforma per il trading online, ha cominciato a prendere delle posizioni contrarie, facendo circolare la voce che GameStop non era nelle condizioni precarie che il mondo della finanza voleva descrivere, che c'erano dietro delle speculazioni o quant'altro, e in questo modo ha portato moltissimi piccoli investitori a prendere posizioni contrarie rispetto agli hedge fund che erano ribassisti. Questa posizione, il diffondersi di questa voce ha portato una società che era sostanzialmente fallita a avere delle valutazioni che non avevano nessun legame con la propria realtà. E quindi questo è di nuovo un esempio in ambito finanziario di come l'utilizzo delle fake news può distorcere il mercato. Quindi estrema attenzione a questo punto di vista, e qui c'è il tema dell'effetto gregge, che per chi si occupa di finanza comportamentale, insomma, è uno dei bias ben conosciuti. Qual è la posizione dell'associazione di categoria? L'associazione di categoria ritiene che l'investitore ovviamente debba essere tutelato e quindi che non possa essere lasciato a interloquire solo e unicamente con dei robo-advisor, cioè degli algoritmi in cui non c'è un dialogo, non c'è una comprensione di quelli che sono gli obiettivi, di quelli che sono gli orizzonti temporali, le propensioni al rischio. Ma l'associazione di categoria, l'ANAS, appunto, dove è stata chiamata a dare il proprio parere, ha detto che sicuramente l'intelligenza artificiale è un ottimo strumento a favore dei consulenti per aiutare il proprio cliente all'investimento. Quindi ritiene, insomma, che il rapporto umano, la capacità di interloquire con un investitore che non è solamente razionale, ricordiamoci di questa cosa, altrimenti non saremo qui a fare festival dell'educazione finanziaria se fossimo pienamente razionali come investitori. Bene, l'investitore, scusate, dicevo, l'ANAS ritiene che non debba essere lasciato a interloquire solo con dei sistemi di robo-advisor, ma richieda una figura professionale nel mezzo che dia una serie di informazioni aggiuntive. Come la possiamo utilizzare noi come consulenti finanziari? La possiamo utilizzare ovviamente per la ricerca di nuovi clienti, perché il fatto che l'intelligenza artificiale in maniera molto rapida mi possa andare a trovare dei clienti che hanno le caratteristiche più in linea con quella che è la mia attività sicuramente può aprire delle aree di business più interessanti. Come dicevo, io nella mia esperienza uso l'intelligenza artificiale per scrivere delle email semplificandomi il lavoro. Ovviamente tutta la parte di marketing più o meno digitale può trovare supporto non solamente per noi consulenti finanziari ma per chiunque in sistemi di intelligenza artificiale. Sicuramente ci aiuterà a semplificare la comunicazione con i clienti. Alcuni di noi la stanno già utilizzando anche per la costruzione di portafogli, perché vi posso assicurare che costruire un portafoglio per un cliente richiede molto tempo per tutte le valutazioni e la personalizzazione del servizio che noi cerchiamo di dare. Un supporto da questo punto di vista sicuramente può semplificare a noi la costruzione, ma magari anche la trasposizione al cliente del perché riteniamo che quel portafoglio sia un portafoglio a lui idoneo. Ecco. E in questa nostra attività noi possiamo anche avvicinare l'intelligenza artificiale al nostro cliente, al cittadino in questo ambito qua, perché vi assicuro che nel parlarne quotidianamente più di qualcuno dice sì, bella l'intelligenza artificiale, però avendo in mente alcuni film di fantascienza, scusate, alcune hanno anche delle posizioni molto guardinghe nei confronti di questo sistema. Insomma, non vorrei che tornassimo ai tempi dei luddisti in cui si distruggevano i telai per paura del progresso che avanzava. Quindi tutto da valutare con estrema attenzione, tanto più trattandosi di una tematica che è velocissimamente in evoluzione e che già in questo momento magari a volte fatichiamo a capire e di cui magari anche le evoluzioni future non sono in questo momento nel nostro orizzonte. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione e se ci dovessero essere delle domande, non so come vogliamo regolarci, le lasciamo in coda o le lasciamo in coda. Perfetto, vi ringrazio. Perfetto, grazie mille per questa
bella relazione introduttiva. Certo è che da quello che ho compreso l'impiego di dati da parte di questi mega player che ci ha indicato non è rassicurante, essendo i mega player di cui parliamo pochi soggetti e per lo più ho capito che solo uno si colloca in Europa, però certo è che dovremo ragionare e ragioneremo su questo concetto. Abbiamo detto che le domande le facciamo dopo, quindi io senz'altro do la parola a Dino Abate, che è socio di Atrinia Partners a Milano ed è già stato dipendente della Banca d'Italia nel settore di vigilanza bancaria e finanziaria e parlerà oggi dei profili giuridici connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei servizi di investimento. Prego. Grazie, direi che non serve. Ok, riuscite a vedere? Sì, perfetto. Allora, molte cose sono già state dette sul AI Act. Dicevo, io dividerei il mio intervento in due parti. Una parte faccio un po' un overview della disciplina sull'intelligenza artificiale nell'ambito dei servizi di investimento. Una seconda parte dell'intervento invece volevo dedicarla ad un caso concreto, un po' per far rivedere che i temi di intelligenza artificiale anche nei servizi finanziari sono comunque attuali in realtà. Però partirei da un'affermazione su cui vi invito a riflettere, diciamo, all'inizio dell'intervento e poi anche al termine, e cioè che ci troviamo in una situazione in cui non è più la finanza, diciamo, il luogo nel quale si fa l'utile, come accadeva ormai qualche decennio fa, ma è piuttosto l'informatica che usa la banca e la finanza, anche la banca e la finanza, come una commodity per produrre ricchezza. Quindi poi su questo ci torneremo, però vorrei che rifletteste su questo dato. Dunque, dal punto di vista normativo, in ambito servizi di investimento ci sono sostanzialmente due testi normativi. Uno è il già nominato AI Act, che tocca anche il tema dei servizi di investimento, e uno è il Position Paper dell'ESMA, che dà qualche elemento in più sulla diciamo, disciplina dell'intelligenza artificiale proprio calata nei servizi finanziari. Dal punto di vista diciamo, della disciplina generale che IACT dà per quanto concerne il settore creditizio e finanziario, gli elementi informativi sono pochi, cioè da un lato si annovera il settore creditizio e finanziario all'interno dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e quindi per i quali diciamo, si consiglia un maggiore enforcement da parte del legislatore comunitario e nazionale. Dall'altro si indica il settore dell'intelligenza artificiale nell'ambito bancario e finanziario come un settore nel quale è opportuno che la vigilanza del Consob e della Banca d'Italia in Italia sia estesa anche proprio a questa parte dell'attività, che appunto, come vi dicevo, sta diventando la parte centrale dell'attività finanziaria e bancaria, quella proprio dell'applicazione sia dell'informatica, pensate soltanto a Pignataro, ad esempio, nell'ambito della finanza, come si sta muovendo, e in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi il settore dell'IA nell'ambito servizi bancari e finanziari sarà sottoposto a vigilanza rispettivamente Consob e Banca d'Italia. Dall'altro lato si dice che ci sono alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale che sono potenzialmente talmente distorsive che possono diciamo, condurre a comportamenti fraudolenti e quindi devono essere vietate. Quindi questo è un principio generale, poi vedremo come verrà attuato. Ma quello che è più interessante è andare a vedere un po' invece l'ESMA, che è la Consob diciamo, che legifera a livello comunitario, che quest'anno esce con una dichiarazione pubblica che è proprio sull'uso dell'intelligenza artificiale. Sono delle linee guida, quindi non è una norma primaria che trova direttamente applicazione, ma si tratta di una diciamo, position paper sicuramente importante. Quindi che cosa si dice nell'ambito di questo position paper? Allora, da un lato ovviamente, come già si diceva nell'intervento precedente,
parliamo di un campo in cui ci sono straordinarie opportunità, quello dell'intelligenza artificiale applicato alla finanza. L'ESMA enuncia un principio di un'importanza centrale, e cioè che le decisioni degli intermediari devono restare comunque di competenza dell'intermediario. Questo a prescindere dal fatto che le decisioni si basino su intelligenza artificiale. Questo è un principio fondamentale, perché dovete avere presente che molti dei player che forniscono intelligenza artificiale non sono all'interno dell'intermediario, ma sono società terze che forniscono questa tecnologia. Quindi vado un po' avanti solo per farvi vedere una cosa. Il modello attualmente che esiste per gli intermediari è, diciamo, duplice. Esistono banche, le più grandi tipicamente, che hanno sviluppato al loro interno un player di intelligenza artificiale, che quindi supporta i servizi finanziari con una tecnologia che è interna, cioè proprietaria della banca. Ma la maggior parte degli intermediari invece si procura intelligenza artificiale dall'esterno per poter svolgere alcuni servizi. Anche questo è un concetto su cui poi torneremo. Quindi quali sono le raccomandazioni dell'ESMA sul tema dell'intelligenza artificiale? Quindi il tema fondamentale è quello che bisogna che l'intermediario conosca gli algoritmi che sottostano all'applicazione di questa intelligenza artificiale nei servizi di investimento. E per conoscere e controllare questo è evidente che serve o essere proprietari dell'algoritmo oppure ricevere una formazione adeguata. Ma in cosa... Prego, volevo aggiungere? No, dicevo, quali sono le possibili applicazioni in ambito strumenti finanziari? Allora, uno è quello di sostanzialmente, come già si diceva, andare proprio a facilitare la prestazione del servizio di investimento da parte della IA. Quindi è il caso del consulente virtuale, cioè proprio della sostituzione, diciamo, della persona alla macchina vera e propria. E quindi qui si immaginano, esistono già dei programmi che, diciamo, prestano il servizio di consulenza finanziaria o di gestione del portafoglio in maniera automatica, quindi sostituendosi totalmente al consulente finanziario o all'intermediario. Oppure esistono dei tool, diciamo, più circoscritti che, diciamo, elaborano i dati, un po' quello che diceva prima lei, per consentire alla persona, quindi continua a essere la persona a prestare il servizio, ad esempio di esaminare e profilare il cliente. Cioè il cliente mi dice quali sono le sue caratteristiche in termini di conoscenza, esperienza, propensione al rischio, la macchina va a elaborare e a trovare uno strumento finanziario che sia adeguato per quel portafoglio. Quello che è più interessante, che già per esempio alcuni grandi player utilizzano, è non tanto il fatto di proporre ex novo nuovi strumenti, quanto il fatto di monitorare nel continuo il portafoglio finanziario del cliente. Cioè il cliente ha un suo portafoglio di investimento che è stato, diciamo, formato in maniera tradizionale con il private banker, con il consulente, e poi la macchina verifica nel continuo che gli strumenti, diciamo, che vengono raccomandati siano adeguati rispetto anche al mutamento della situazione del cliente. E quindi questo è un elemento su cui effettivamente l'intelligenza artificiale può essere d'aiuto, come pure può essere d'aiuto in ambito compliance e risk management. Ci sono già verifiche che gli intermediari svolgono totalmente in automatico, per esempio verifica sulla correttezza del prezzo nell'acquisto di alcuni titoli. La quarta funzione che ESMA vede per l'intelligenza artificiale applicata alla finanza è quella che già citavi, cioè l'ausilio nel rilevamento delle frodi. Quindi i sistemi di intelligenza artificiale vanno a monitorare i dati, vanno a interpretarli ed intercettano anomalie che possono essere sia, diciamo, discendenti da appropriazioni di identità, sia legate per esempio a operazioni svolte in presenza di informazioni privilegiate.
Cioè io vado ad individuare un'anomalia rispetto al comportamento di quel cliente che ha fatto un investimento che non è assolutamente in linea con la sua storia, no? E quindi si accende nella macchina un alert di anomalia. E poi invece la quinta famiglia di migliorie che l'intelligenza artificiale sta già apportando va un po' tutto nell'ambito dell'efficienza operativa, quindi nella possibilità di automatizzare molte attività, di generare dei report in automatico e di elaborare delle transazioni. Poi si parlerà anche di diciamo high frequency trading, però considerate che l'intelligenza artificiale già adesso interviene nell'operare, nell'eseguire operazioni, per esempio nell'ambito di fondi comuni di investimento, in luogo del gestore, perché è più veloce. Una volta che viene settato, diciamo, il meccanismo di intelligenza artificiale, la macchina va a comprare sul miglior mercato un certo titolo. Quindi si sostituisce, diciamo, veramente al gestore che realizza una strategia di investimento. Sulla vigilanza rafforzata abbiamo già detto. Quali sono i rischi? I rischi sono un po' quelli che vedevamo, che si vedevano già prima, diciamo, con riferimento all'intelligenza artificiale in generale. Ci sono però dei rischi più specifici proprio con riferimento al settore finanziario. E il rischio principale, torniamo a quello che abbiamo detto, è proprio l'eccessivo affidamento sul provider terzo. Cioè dobbiamo immaginare che la banca si svuota sempre di più, o la SGR, la SIM, dell'attività vera e propria, che viene prestata sempre di più dal provider di intelligenza artificiale. Quindi se torniamo a questo modello, dovete immaginare che il 70-80% del mercato seguirà l'alternativa numero 2 tra queste che ho tracciato in maniera non troppo bella ma spero efficace, e quindi sostanzialmente l'intermediario piccolo svolgerà la propria attività grazie ad un fornitore di intelligenza artificiale. Questo grande fornitore di intelligenza artificiale probabilmente è lo stesso che elabora dei dati in settori che non sono banca e finanza e quindi non ha nessuna, diciamo, expertise specifico per elaborare quei dati. E se l'intermediario non conosce gli algoritmi che sottostanno alla, diciamo, generazione della risposta automatica, l'intermediario si svuota della propria attività tipica. Pensiamo per esempio a un altro esempio nell'ambito bancario, già è stato citato, nell'ambito della valutazione del merito di credito, no? Propedeutica alla concessione di un finanziamento. Ci sono delle banche che utilizzano già, soprattutto per finanziamenti piuttosto piccoli, degli algoritmi di intelligenza artificiale, che sono algoritmi che vengono prestati da società terze che tra l'altro non sono al momento vigilate. Quindi questo significa che la valutazione del merito di credito non la fa più la banca o l'intermediario, ma la fa la banca in realtà per il tramite di una società non vigilata. E questo caso che vi ho soltanto accennato è un caso che si è realmente verificato e che è all'attenzione in questo momento della Corte di Giustizia. Quindi anche per rendere, diciamo, un po' più concreta questa trattazione vi racconto questo caso che tra l'altro come avvocato ho in parte seguito. È il caso infatti di una banca austriaca che per fare, diciamo, concedere dei microfinanziamenti utilizza una tecnologia di intelligenza artificiale che è fornita da una società terza, quindi è il modello numero 2 che vedevamo, questo qui, quello sotto. Cosa accade? Che viene denegato il finanziamento alla persona senza addurre delle motivazioni particolari. Questo soggetto, che quindi non riceve il finanziamento alla fine, fa ricorso perché vuole sapere perché gli è stato negato il finanziamento. E la banca risponde che non sa perché il finanziamento gli è stato negato, perché l'algoritmo che ha negato il finanziamento è un algoritmo esterno. Quindi dal punto di vista giudiziale viene chiamato in causa anche il provider di tecnologia algoritmica esterno, che però non è un intermediario,
Quindi risponde semplicemente che se lui, diciamo, fornisse l'algoritmo, renderebbe pubblico un segreto di diritto industriale e quindi altri soggetti potrebbero utilizzare lo stesso algoritmo. Quindi nell'ambito del giudizio domestico, quindi in Austria, alla fine il cliente non ha ragione, quindi il giudizio si conclude senza che il cliente venga a sapere perché non ha ricevuto questo benedetto finanziamento. Quindi si arriva in Corte di Giustizia. In realtà c'era anche una questione, diciamo, di privacy, però vi risparmio sull'utilizzo dei dati, e la Corte di Giustizia proprio qualche giorno fa decide che in realtà l'intermediario è obbligato a fornire al cliente la spiegazione sul perché si è arrivati a non concedere un finanziamento. Ovviamente lo stesso potrebbe accadere anche per un titolo raccomandato in regime di consulenza, in applicazione dell'intelligenza artificiale. E quindi sostanzialmente l'intermediario deve fornire una spiegazione al cliente, ma l'intermediario non conosce le ragioni dell'algoritmo. Quindi disperatamente adesso siamo in una situazione in cui sta cercando di reperire dal fornitore di intelligenza artificiale la spiegazione, e quindi la spiegazione dei dati, di come sono girati i dati e come questi dati hanno portato ad un diniego di finanziamento. In questo caso il cliente, diciamo, c'è stato un errore operativo perché il cliente è un cliente molto abbiente, quindi diciamo, c'è stata anche sfortuna da parte della banca, e sicuramente, diciamo, il ragionamento che ha fatto l'intelligenza artificiale è sbagliato, quindi bisogna capire sulla base di quale errore poi questo microfinanziamento non è stato concesso ad un multimilionario. Però il punto non è il merito, il punto è la sostanza, quindi anche in una prospettiva di vigilanza, al di là della posizione della Corte, la cosa che più preoccupa è che l'intermediario appunto non conosca come sta prestando il servizio bancario. Quindi la preoccupazione, e sono sicuro che anche il dottor Franza su questo magari dirà qualcosa, però la preoccupazione è che diciamo, si svuoti un po' dell'attività bancaria, dell'attività finanziaria, l'intermediario vigilato. E quindi le conseguenze a questo punto, secondo me, sono due possibili alternative, cioè o si assoggetta a vigilanza anche il provider di intelligenza artificiale che presta il servizio, o comunque che aiuta banche e intermediari a prestare il servizio di consulenza, così la Banca d'Italia e la Consob possono andare a scoprire perché diciamo, come viene prestato il servizio anche da quell'outsourcer così diciamo, importante per la prestazione del servizio stesso. Oppure si obbliga l'intermediario a restare comunque a conoscenza della tecnologia algoritmica specifica che ha portato alla prestazione del servizio in quei termini. Sostanzialmente quello che manca diciamo, nella legislazione è il fatto di andare a legiferare in maniera specifica sull'intelligenza artificiale applicata al servizio finanziario, perché non possiamo immaginare che un provider elabori dati legati al marketing telefonico e al contempo al marketing finanziario. Dovrebbe essere una terza via, ma molto più tosta, che è quella usata nei reti interni o nei sistemi interni dell'educazione, cioè una validazione dell'autorità di vigilanza. Solo che certo. si assumerebbe un rischio grandissimo all'autorità di vigilanza Certo. a validare, per esempio, una procedura di investimento. Certo. Però è quello che viene fatto per concedere, ad esempio, sui requisiti di Basilea. Sì, bisogna vedere se a quel punto il fornitore dell'algoritmo è disposto a... non ci sarebbe il problema della riservatezza perché... Certo, c'è l'autorità che lo chiede. Sì. Tutta la riservatezza. Sì, questa potrebbe essere sicuramente Però una... si assumerebbe un rischio, può essere non funziona, Certo. reputazionale dell'autorità di Certo. vigilanza. No? Certo. Rischio, tempi, anche profondità del controllo che deve effettuare, insomma in fondo si parla di algoritmi, quindi... Sì. Ma anche assenza di competenze. Quelli che fanno su Basilea sono algoritmi complessi, no? Sì, certo. Sì. Certo. Il problema è che si passa da una... La vigilanza sarebbe bellissima, soprattutto sugli investimenti. Ma adesso ci stiamo concentrando, visto il caso di studio, sul rischio di credito, però in realtà
rispetto al rischio di credito l'AIET in qualche modo impone che la banca supervisioni, no? Il momento di erogazione, quindi è tenuta la banca a intervenire, anzi questo pone poi problemi di competitività con altri sistemi connessi, non intermediati, no? Con altri sistemi finanziari di lending non intermediati. Ma certamente il problema dell'outsourcing, dell'intelligenza artificiale in outsourcing, secondo me è rilevante anche in settori molto delicati come per esempio l'AML, l'anti-money laundering, tant'è vero che in Banca d'Italia il modello, cioè il sistema, lo stanno sviluppando internamente. Non puoi dare, no, un sistema di questo tipo in appalto a azienda esterna. Certo, il problema è esattamente così, il problema è che sugli intermediari grandi naturalmente, come dicevo, c'è Intesa, Unicredit, hanno il loro AI Lab dove stanno, diciamo, elaborando il loro algoritmo, e gli intermediari piccoli o decidono, secondo me, di andare in una prospettiva, diciamo, contrarian, quindi valorizzano l'aspetto personale e vanno però su quella strada, e molti intermediari secondo me non sono ancora pronti per fare questo salto, oppure si trovano in una situazione in cui non riescono appunto a conoscere le tecnologie, diventa una materia sostanzialmente non nota all'intermediario, che tra l'altro cade, nel caso dell'antiriciclaggio sicuramente fondamentale, però nel caso anche della valutazione del merito di credito o della erogazione del servizio di consulenza, proprio nel cuore del servizio. Quindi ci si rischia un po' di svuotare della parte più importante del servizio sottoposto a riserva. Quindi appunto, e quella è la proposta che faceva, secondo me è una proposta ragionevole, però io credo che sullo sviluppo di questa tecnologia debbano prendere piede degli outsourcer, dei provider specializzati nel settore finanziario. Cioè non si può immaginare di lasciare a dei provider generalisti che utilizzano gli stessi dati presi, diciamo, in altri settori per andare a svolgere un servizio così delicato per il sistema. Sì, poi c'è il principio di tipo generale, che è quello diciamo, a cui sono tenuti nell'attività tutti gli intermediari finanziari, nei rapporti con i clienti, è quello di conoscere il proprio cliente. Questo secondo me diventa un principio molto delicato, e se l'utilizzo di questi sistemi in realtà pone velo, questo non si risponde, l'italiano non risponde più a questo principio categorico, quindi effettivamente bisogna andare avanti e bisognerà che in qualche modo, dal mio punto di vista, questa è un'opinione personale, che in qualche modo i sistemi si adeguano perché diano una risposta e una motivazione sul fatto che, per esempio, nel caso del mutuo non sia erogato. Però, ripeto, bisogna distinguere secondo me i due aspetti. Poi chiaramente la Consob evidenzia più la parte del rapporto intermediario-cliente, però c'è anche la parte legata alla stabilità finanziaria e alla sana prudente gestione proprio dell'intermediario. Quindi la considerazione che facevo io era un po' più legata magari ad una prospettiva Banca d'Italia, però sicuramente si pone il problema sul cliente che evidenziava il dottor Franza. Sì, io rileverei una cosa, oltretutto, cioè bisognerebbe guardare a un sistema che comunque preservi anche la competitività, perché stiamo parlando di qualcosa che è per definizione globale, sia i mercati, sia gli intermediari, quindi l'operatività degli intermediari, che gli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi non vorrei che questo eccesso, come dire, di regolamentazione, di attenzione, no? Noi in Europa siamo i primi su questo, si pensi anche ai regolamenti prudenziali, no? Per carità, ben vengano, ma insomma
Forse bisognerebbe ragionare in un'ottica globale, no? Non solo a livello europeo. Noi siamo già indietro rispetto a Cina e Stati Uniti su questi temi. Rischiamo veramente di rimanere indietro ulteriormente se aggraviamo lo sviluppo tecnologico di tanti orpelli, quindi assolutamente ben venga tutto, però non perdiamo di vista la dimensione globale del fenomeno, perché mettiamo anche a rischio l'attività delle nostre banche in riferimento, no? E la competitività. È la loro competitività, quindi non si può guardare solo ad un aspetto, ma bisogna interagire assolutamente con gli altri paesi. Sì. Io poi concludo il mio intervento, sono d'accordo, poi sono curioso di sentire anche cosa dice il dottor Franza su questo, però io credo che ci sia una grossa distinzione tra intelligenza artificiale a supporto della prestazione del servizio di investimento da parte dell'intermediario e intelligenza artificiale che si sostituisce all'intermediario. Allora, sulla prima, ovviamente è fuori discussione che è un vantaggio che deve essere assolutamente percorso, ma anche nella prestazione del servizio di consulenza o di gestione di portafogli esistono già diversi tool che aiutano tantissimo sul monitoraggio, sulla proposta, sulle nuove raccomandazioni, nuovi consigli da fare agli investitori su determinati strumenti finanziari, sull'elaborazione dei dati legati al test MiFID o alle preferenze di sostenibilità, eccetera. Però l'ultima parola la deve avere l'intermediario, dal mio punto di vista, in un modello tradizionale, un modello in cui invece l'IA si sostituisce totalmente all'intermediario. Io non sono contrario, però credo che debba essere in qualche modo presidiato, e presidiato secondo me vuol dire avere la possibilità sostanzialmente per l'intermediario di andare a capire come è stato prestato il servizio e come funziona l'algoritmo. Ma quello per me è il presupposto. Rispetto all'erogazione del credito lo prescrive, Sì, quindi non ci può essere sostituzione. Certo, poi come sostituzione occorre chiedersi se è ancora intermediazione o non lo è, e nel caso la esatto. riserva di attività come la calcoliamo, insomma, quali regole si applicano, quali tutele, quali vigilanze, insomma, tutto quello che un po' abbiamo già detto. Ecco, so che il professor Molle voleva intervenire un attimo. Una curiosità circa il caso specifico del multimilionario austriaco. Una curiosità, il soggetto in questione, possiamo dire che è una persona sui generis per quanto riguarda il panorama dei clienti, cioè un cliente molto particolare rispetto alla sua situazione. Ecco, questo si riallaccia un po' alla domanda che facevo, come mai l'intelligenza artificiale in quel caso specifico ha restituito un risultato anomalo. Adesso non vorrei magari fare il passo più lungo della gamba, ma probabilmente potrebbe essere legato anche alla specificità del cliente, cioè l'intelligenza artificiale viene allenata su dati che sono dati discreti, campionati in modo casuale, e quindi sono rappresentativi di una popolazione. Quando si presenta di fronte a un caso che è un outlier, questa non conosce l'outlier, non sa come gestirlo, è un caso eccezionale. Ora, una persona di buon senso direbbe: se il cliente è multimilionario non avrà nessun problema a restituire il debito. Ma l'intelligenza artificiale non ragiona per modelli lineari, è modelli non lineari, quindi quando si esce dal campo del conosciuto, questa può comportarsi in modi imprevedibili. Quindi probabilmente, e poi mi rilascio a quello che diceva lei, sì, il desiderio di capire, chiaramente ci sono algoritmi che sono difficili da decrittare, non ci sono delle relazioni lineari specifiche che possano spiegare in modo esplicito, bisognerebbe comprendere l'algoritmo come è strutturato, ma c'è il rischio poi di... E poi c'è anche da chiedersi se un sistema di intelligenza artificiale del genere non possa essere considerato, in ultimo, mi chiedo, forse prodotto difettoso, forse. E quindi come tale, nell'evoluzione... da perfezionare. Però se non prevede la casistica, questo è un cliente... sono infinite, insomma. Però. In un ambito leggermente diverso, ma vorrei portare un esempio.
sull'algoritmo, perché mi è capitato di recente di vedere come una SGR di emanazione americana valutava un determinato titolo. Allora, fino a prima dell'evento dell'intelligenza artificiale c'erano le trimestrali e si scandagliavano le trimestrali, si andava a parlare col CFO o col CEO e poi si valutava in base a tutta una serie di cose. Adesso ci facevano vedere, con tempistiche velocissime, che di tutte le interviste che il CFO e il CEO, piuttosto che comunque persone importanti, avevano rilasciato, persone chiaramente che erano interne all'azienda, venivano l'intelligenza artificiale scandagliava il tono della voce delle risposte che il CFO dava in diversi programmi televisivi, perché l'algoritmo che loro utilizzavano era in grado di capire dalla tonalità attribuiva un voto alla tonalità della voce dicendo in questa cosa ci crede 100%, questa affermazione l'ha fatta senza crederci 100%. C'era poi un tema anche di indagine di tutta una serie di relazioni infinite che queste persone poi avevano con altri partner e in base anche semplicemente alla numerosità degli incontri con un partner piuttosto che con l'altro, che potevano essere anche episodici o che comunque lasciavano un segno, traeva poi tutta una serie di conclusioni. Allora, questo però è un caso di IA a servizio della SGR che poi presta il servizio. Sì, però penso che siccome poi se parliamo di player molto importanti come società di investimento, il fatto che decidono di investire o non investire trascina a caduta e per imitazione la posizione di tutta una serie di altri operatori, un algoritmo che pecchi, che abbia dei limiti da questo punto di vista, può rischiare di creare veramente dei grossi problemi a una società quotata. Ma infatti io mi aspetto casi simili anche sull'asset management, esattamente come per il merito di credito. Sì, e nell'esempio... Su milioni di casi ci siano degli errori. Certo, e nell'esempio specifico che lei ha citato, noi abbiamo evidenza di quel caso perché siamo finiti in tribunale, sì. Ma la domanda è quanti multimilionari o non multimilionari o piccoli imprenditori si sono visti negare per quell'algoritmo il finanziamento e hanno deciso per un motivo X di non andare avanti? Cioè quel caso lì potrebbe non essere un caso estremo e per la difficoltà che noi abbiamo di decretare qual è il funzionamento dell'algoritmo non saremo in grado di va bene o potrebbe essere un pericolo ridotto nel momento in cui non ti finanzio, ma immaginiamo invece se l'algoritmo dovesse cominciare a dare parere positivo a tutta una serie di operazioni anche importanti di finanziamento. La solidità dell'intermediario da questo punto di vista potrebbe essere messa un pochino in crisi, no? Perché si assume un rischio in maniera inconsapevole a fronte di un'emissione. Grazie, interessante tutto e grazie mille per questo intervento. Io naturalmente ho il ruolo del cerbero censore, so che chiedo quindi la cortesia di poter contenere gli interventi nei 15-20 minuti ciascuno. E do adesso la parola alla professoressa Castellano, ordinario di metodi matematici dell'economia, Unitel Sapienza Università di Roma, che ci parlerà di scelte di investimento e rating ESG, un approccio di machine learning con indicatori di bilancio e di rischio sistemico. Allora, buonasera a tutti. Il tema di questo breve talk è legato a uno dei a un tema che insieme a quello dell'intelligenza artificiale oggi riveste un ruolo particolarmente importante nel contesto finanziario e cerca di coniugare i due aspetti. Allora, il primo è quello del rating ESG. Il rating ESG misura sostanzialmente la sostenibilità di un'azienda o di un investimento rispetto a quelli che sono 3 pillars fondamentali: I che sta per environment, ambiente, S per società, social, e G per governance.
Quindi sono i 3 pillar che in qualche modo misurano il livello di sostenibilità di lungo termine di un'azienda o di un investimento, e oggi nel mondo finanziario è uno dei temi di grandissimo rilievo, ripeto, insieme all'intelligenza artificiale. Perché è importante in un contesto di scelte di investimento il rating ESG? Lo è perché appunto aiuta l'investitore a operare delle selezioni di investimenti, anche a carattere reale, di aziende, sempre più rivolgendosi, diciamo, ad investimenti che sono sempre più responsabili, sostenibili, no? La figura dell'investitore etico si è in qualche modo imposta negli ultimi 10 anni, devo dire anche nel panorama italiano. Ora, il rating ESG pone una serie di questioni perché non è una metrica facilmente misurabile. Nel mondo esistono 6 provider che forniscono delle indicazioni sul rating ESG, cioè forniscono il rating ESG per le aziende, ma questi provider, è un po' un discorso che si riallaccia a quello precedente, non fanno disclosure, cioè non pubblicano, non danno dettagli su quelli che sono i modelli utilizzati, le variabili che prendono in considerazione e anche, direi, il peso che assegnano a queste variabili. E i motivi sono molteplici. Innanzitutto c'è un discorso di proprietà intellettuale, il modello è mio perché devo dirvi come l'ho costruito, c'è un problema di modifica dei pesi e delle variabili utilizzate, ma anche negli algoritmi nel tempo, perché appunto gli algoritmi si perfezionano. Inoltre spesso le aziende magari forniscono informazioni riservate e non vogliono che sia fatta disclosure su queste informazioni, quindi a sua volta si pone per il provider un problema sicuramente di privacy, insomma, di rispetto delle regole sulla privacy. Quindi diciamo che tutte queste ragioni ci hanno portato, perché è un gruppo di ricerca che sta lavorando su questo, a tentare di implementare degli algoritmi, per l'appunto, di intelligenza artificiale che fossero molto semplici, scalabili peraltro, per fare un assessment del rating ESG. E l'idea è essenzialmente quella di ridurre la complessità e soprattutto di rendere questi modelli particolarmente trasparenti, in modo tale che chiunque, come dire, possa appunto costruire modelli scalabili. Vuol dire che chiunque in qualche modo possa riprodurli, quindi utilizzando dati disponibili a tutti, pubblici. E diciamo queste sono le ragioni che ispirano questo talk. Quindi l'idea è quella di costruire un modello snello, parsimonioso e replicabile, che è stato testato e addestrato su le aziende che costituiscono l'Eurostoxx 600, e abbiamo utilizzato dati giornalieri laddove possibile per quanto riguarda i prezzi azionari dal 2016 e al 2021. Ci sono in pratica, che cosa facciamo? Attraverso, vado abbastanza veloce, cerco di andare avanti, attraverso, ecco qua, la serie storica dei prezzi azionari giornalieri, no, delle società che compongono l'Eurostoxx 600, gli score ESG sui singoli pillar è complessivo.
e i dati di bilancio, quindi dati accessibili comunque a tutti e pubblici, ci siamo posti l'obiettivo di stimare la classe di rating di ESG di un'azienda. Abbiamo tentato in realtà di semplificare il modello, il numero delle variabili, perché il nostro obiettivo non è tanto poi quello di calcolare il rating ESG per le aziende quotate come in questo caso, ma di appunto avere una struttura, un modello che possa essere applicato anche alle piccole e medie imprese, perché tra un po' le banche non potranno più erogare credito ad aziende che non sono dotate di rating ESG. L'Italia è costituita da un tessuto imprenditoriale, lo sapete benissimo qua, no? In questa regione, di piccole e medie imprese, e quindi è importante, diciamo, rivolgersi sicuramente a questo target. Allora, i dati utilizzati, come ho detto, l'obiettivo è quello di puntare alla classe di merito, non proprio per semplificare il tutto, non andiamo a guardare a valori continui, ma alla classe, che è quello che interessa anche il singolo investitore, perché il piccolo investitore, se deve guardare a livello di sostenibilità di un'azienda, va a guardare alla classe di rating, che va da A+ a D-. A+ è la migliore classe di rating, D- chiaramente la peggiore. I dati di bilancio sono quelli che vedete qui, i soliti dati di bilancio che si guardano quando si fa l'analisi fondamentale per un'azienda. E una variabile che abbiamo introdotto è questo beta, conditional beta, perché lo vedremo dopo. Il beta ci dà l'idea, diciamo, è anzi una misura del rischio sistemico legato ad un titolo, no? Ovvero misura in qualche modo la sensitività del titolo del rendimento di un titolo rispetto a variazioni del rendimento di mercato. Questa è l'idea. Noi in finanza è noto come un parametro costante. Noi in questo modello abbiamo voluto introdurre un elemento di sofisticazione, un po' più sofisticato, e abbiamo considerato un beta che varia nel tempo. Questo è legato a ragioni statistiche. Il beta si costruisce attraverso la volatilità, che per definizione non è un parametro costante nel tempo. Quindi abbiamo voluto calcolare questo beta condizionale e inserire una misura di rischio sistemico nel nostro modello, proprio perché pensiamo che la relazione tra azienda sostenibile e rischio sistemico dell'azienda sia una relazione che esiste, una relazione importante, nel senso che una azienda con un elevato rating, sì. No, era solo una curiosità, capire come fate a ottenere questi dati con un questionario che sottoponete all'impresa. Il conditional beta? Sì, anche gli altri, per esempio sulle controversie. Bilanci. Tutto dai bilanci. Bilanci, sì, e DNF. Il conditional beta invece, adesso volevo dire questo. L'idea è che è un'impresa sostenibile, quindi con una classe di merito creditizio elevata, no? A, deve avere un rischio sistemico basso, perché è più resiliente a tutti quegli effetti ambientali, sociali e di governance
che in qualche modo sono anche esogeni all'azienda stessa. Ecco perché abbiamo pensato di introdurre questa misura di rischio sistemico. Anche questa è una misura, se vogliamo, tra virgolette, pubblica, perché si ricava da che cosa? Dai rendimenti giornalieri dei prezzi e dell'indice azionario, quindi è abbastanza riproducibile, per cui sono tutti dati riproducibili. Prego. Lo vediamo dopo. Lei ha anticipato un problema, lo vediamo dopo. Sì, lasciamo concludere il relatore. Poi allora, il dataset è costituito, l'abbiamo poi qui per darvi un'idea sulle quelle che sono le dimensioni, 4 gruppi geografici. Ok, e a destra, nella colonna di destra, trovate un'articolazione un po' per paesi, sono 600 listed companies, quindi è un dataset abbastanza grande. E qui, ecco, una matrice di transizione che riguarda il rischio di credito e ci dà un'idea riguardo alla dinamica nel tempo di questi rating ESG. È molto carina la cosa, cioè guardate, qui per colonna abbiamo il tempo T e per riga il tempo T+1. Ogni cella indica la probabilità di transitare da una classe di rating ad un'altra, ok? Quello che possiamo osservare, guardate, è che le celle gialle, la probabilità di rimanere nella macroclasse è molto elevata, quindi c'è, diciamo, una bassa elasticità, ok? Nel muoversi da una classe a un'altra, sia nel downgrading che nell'upgrading, con una prevalenza, diciamo, verso l'upgrading, perché come vedete le celle verdi mostrano che per esempio la probabilità di passare dalla classe C+1 alla classe B- è del 0,43 su tutto il periodo, quindi è molto elevata, no? Su tutto il periodo. Quindi questa tendenza chiaramente non c'è per le classi la classe di merito migliore e la classe di merito A. Se stai in A non puoi né aumentare ma nemmeno diminuire, perché se si va a vedere c'è solo questo 15% qui, perché la probabilità di downgrading è data da questi cerchietti, insomma, quindi non passi dalla classe di rating A alla classe di rating B, cioè sostanzialmente questo è il ragionamento, magari ti muovi all'interno della stessa classe. E questo perché? Beh, queste sono società quotate, di medie, piccole e grandi dimensioni, ma per le società quotate probabilmente è più semplice essere sostenibili, si hanno più capitali a disposizione da investire, anche se poi qui c'è tutto un discorso da fare sul greenwashing e via di seguito. In ogni caso schippo questo, che è il modello che ci consente di costruire il conditional beta. Abbiamo utilizzato diversi modelli, vado avanti, e ottenuto risultati importanti. Salto sui modelli, andiamo all'importanza delle variabili, che è la domanda che lei poneva, perché uno degli algoritmi che abbiamo utilizzato è il random forest di classificazione, no? Che ci consente di classificare le aziende e attribuire loro una classe di merito creditizio.
Questo algoritmo del Random Forest è particolarmente interessante perché tra le variabili del dataset individua quelle più rilevanti. E che cosa troviamo qui? Troviamo per esempio che la capital expenditure è una variabile di grande rilievo, proprio perché è una misura dei capitali che vengono investiti dalle aziende e gli investimenti è probabile che riguarderanno ambiente, società e governance. In particolare, questo è un dato veramente interessante perché noi tutto ci aspettavamo fuorché venisse fuori come variabile più rilevante il CAPEX, se andiamo a vedere che il CAPEX si collega anche agli intangible, quindi a quei beni intangibili che comunque hanno ricadute non tangibili sulla società, per esempio, e il beta. Il rischio sistemico, come si pensava, questo sì era un'ipotesi di lavoro, ecco perché era stata introdotta, è un'altra delle variabili importanti. Poi non mi stupisce total revenue, total liabilities, perché ovviamente il debito totale, perché chiaramente ci danno l'idea di quella che è la solidità e la struttura finanziaria dell'azienda insieme a tutto il resto. Ora, questo è il risultato nel caso in cui il modello è stato addestrato solo sui dati finanziari e di bilancio, solo quelli, e quindi abbiamo predetto il rating ESG. Non vi faccio vedere queste metriche, vi faccio vedere il risultato nel caso in cui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo tra le variabili indipendenti anche il rating ESG al tempo precedente. Quindi che cosa è successo? Abbiamo di fatto voluto considerare, questa è la nostra idea, la dinamica del merito di rating ESG. Quindi qui, utilizzando dati finanziari e di bilancio insieme alla classe di rating al tempo precedente, vogliamo vedere che cosa succede al tempo T+1, al tempo successivo. È chiaro che, e ce l'aspettavamo, pensate alla matrice di transizione che abbiamo visto prima, che il rating ESG insomma riveste con i singoli pillar, rivestono il ruolo importantissimo. Una cosa che stupisce è che social batte ambiente e in questo momento le banche sono molto più interessate, ad esempio, proprio al pillar social più che a quell'ambiente, nonostante nel 2022 sia stato fatto lo stress test sull'ambiente, però in realtà è il social il pillar che interessa di più. E poi guardate, comunque abbiamo il beta e comunque abbiamo i CAPEX. Sono lì e gli intangibles. Sono lì. Quindi il modello che abbiamo visto, sia con dinamica delle classi di rating, sia senza dinamica, è in grado di predire se al tempo T+1 un'azienda rimane nella stessa classe di rating o meno, e questo viene fatto, a differenza di ciò che fanno i providers, con un modellino semplicissimo e delle variabili che sono disponibili a tutti, anche a un investitore comune, a un investitore semplice, non necessariamente a intermediari importanti o cosa. L'idea è quella di svilupparlo adesso anche per le piccole e medie imprese, come vi ho detto. Il problema è quello del beta che dobbiamo superare, è con una proxy, non è difficile, utilizzando degli indicatori di settore, andare a calcolare il rischio sistemico anche per delle aziende. Il problema
e trovare i dati di bilancio delle piccole e medie imprese. Però stiamo portando avanti un progetto con Experian che appunto fornisce dati in ambito finanziario, un progetto congiunto, e penso che la prossima applicazione sarà proprio sulle PMI. Non so se ci sono domande. Grazie mille, e adesso do la parola a Enea Franza, direttore Consob, responsabile Ufficio Consumer Protection, che ci parla di high frequency trading e intelligenza artificiale, nuovi pericoli per i risparmiatori. Prego. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Io avevo scelto questo come argomento perché il trading ad alta frequenza oramai è diventato una componente, direi, cruciale dei mercati finanziari globali. Le transazioni effettuate tramite tale sistema del high frequency trading possono variare significativamente giorno per giorno e dipendono da vari fattori come la volatilità del mercato e gli eventi economici. In generale le stime però indicano che una percentuale molto significativa delle transazioni del mercato, prendiamo per esempio quello statunitense, si aggira intorno a quelle attività e transazioni fatte attraverso high frequent trading, oltre al 50% del volume totale. Quindi se questa è la dimensione del fenomeno, sinceramente bisogna un po' porre attenzione. Sappiamo che si caratterizza il sistema in una esecuzione di migliaia di transazioni al secondo grazie all'uso di algoritmi avanzati. Quindi diciamo abbiamo due fasi su cui dobbiamo riflettere. Una, quella degli algoritmi avanzati e diciamo ante intelligenza artificiale, anche se questa in realtà è una forma già di utilizzo di intelligenza artificiale, e l'high frequent trading si basa molto su sviluppo e analisi dei dati, quindi diciamo siamo un passo avanti, ma le recenti diciamo innovazioni hanno sicuramente e portano sicuramente un qualcosa di più su cui bisogna riflettere. Vediamo un po' quali sono i rischi generali e qual è l'impatto positivo o negativo che può derivare da un utilizzo diciamo massivo e magari non tanto controllato, aggiungo io, dell'intelligenza artificiale in questo settore. Vediamo innanzitutto i rischi per il mercato. Noi sappiamo che l'HFT può ampliare la volatilità del mercato, specialmente in periodi di stress. Gli algoritmi di trading possono reagire rapidamente a piccoli cambiamenti dei mercati, creando movimenti di prezzo erratici e imprevedibili. Questo fenomeno può provocare, e ha provocato nel passato, la storia diciamo delle borse negli ultimi tempi è abbastanza evidente da questo punto di vista, di cosiddetti flash crash, ovvero eventi di caduta drammatica dei prezzi che si verificano in pochi minuti e che possono, ma di fatto hanno, destabilizzato il mercato finanziario. Vista la globalizzazione dei mercati, l'impatto sul mercato si è poi spostato anche su altri mercati. Può determinare poi i rischi la manipolazione dei prezzi. Cosa intendo? Esistono tecniche ormai conosciute, quale le quote di stuffing, l'inserimento massiccio di ordini che vengono poi ritirati, e queste tecniche possono essere utilizzate per manipolare i prezzi e influenzare i meccanismi di prezzo, anche se in tale settore, devo dire, le autorità regolatorie stanno cercando di affrontare questo tipo di pratiche, nonostante che la natura sofisticata e rapida rende obiettivamente difficile il monitoraggio e l'intervento del testivo. Qui mi permetto di segnalare anche la differenza di risorse finanziarie che dispongono diciamo questi grandi broker finanziari rispetto a quelle che vengono destinate alle autorità, ma questa è una piccola polemica. Rischio sistemico è altro rischio, poiché le strategie di HFT sono spesso interconnesse e dipendono da algoritmi complessi.
un problema in un sistema può rapidamente propagarsi ad altri. Questo crea, abbiamo detto, eravamo già accennato, un rischio sistemico che può compromettere la stabilità dell'intero mercato, soprattutto se le strategie sono ben progettate per gestire scenari di crisi. Vediamo adesso un po' quali possono essere i rischi per i risparmiatori. Sto facendo una specie di geografia della questione, insomma. Disparità di accesso. I risparmiatori individuali che non dispongono di risorse per accedere a tecnologie di trading avanzate sono certamente svantaggiati rispetto ai trader ad alta frequenza. La disparità di accesso può portare a una percezione di ingiustizia e alla sensazione che il mercato sia manipolato a favore di pochi attori privilegiati. E quindi può portare sostanzialmente a soggetti che non si presentano più sul mercato, si ritirano dal mercato, e quindi questo ha una conseguenza su quello che si chiama spessore del mercato. Costi di transazione e cosiddetti slippage. Gli investitori al dettaglio possono essere colpiti da costi di transazioni più elevati e da un maggiore slippage, ovvero differenza tra prezzo atteso e prezzo effettivo di esecuzione, a causa della concorrenza delle strategie che proprio questi high frequent trading determinano. Questi costi aggiuntivi si riducono sostanzialmente i rendimenti netti per i risparmiatori. Opacità e complessità. La complessità degli algoritmi in questione e la mancanza di trasparenza possono rendere difficile per i risparmiatori comprendere le dinamiche del mercato e le loro potenziali implicazioni, e questo può naturalmente ridurre la fiducia nel mercato e impedire decisioni informate. Vediamo adesso quale può essere in senso positivo e in senso negativo, naturalmente qui poi metto al dibattito queste considerazioni, e l'impatto dell'intelligenza artificiale di tipo più evoluto, la chiamo io, in questo sistema. Innanzitutto abbiamo già visto come è potentissima la capacità di analisi dei dati. Abbiamo detto che l'intelligenza artificiale può analizzare enormi volumi di dati in tempo reale, identificando schemi e tendenze che potrebbero sfuggire all'analisi umana. Questo consente naturalmente agli algoritmi di prendere decisioni più rapide e più informate. L'ottimizzazione degli algoritmi, le tecniche di machine learning possono migliorare gli argomenti, e proprio su questo si basano questi processi nuovi di intelligenza artificiale, adattandoli dinamicamente alle condizioni di mercato. Ciò può includere l'ottimizzazione della strategia di ingresso e di uscita per massimizzare i profitti. La predizione del mercato. L'analisi enorme dei dati, l'ottimazione degli algoritmi permette sicuramente una migliore previsione dei movimenti di mercato basati su variabili storiche e attuali, come dati economici, notizie finanziarie, comportamenti degli investitori, ma attenzione, anche un'analisi più rapida di tutte le altre informazioni che sono presenti, per esempio, sui social. Gestione del rischio. Algoritmi avanzati possono valutare e gestire il rischio in tempo reale, così come abbiamo visto, consentendo ai trader di minimizzare le perdite e ottimizzare i profitti. L'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza nell'esecuzione degli ordini, riducendo il tempo di latenza e migliorando i costi di transazione. Inoltre, con le normative in continua evoluzione, e questo anche su diversi scenari, nonostante il tentativo sempre pronto di uniformarsi tra le varie autorità, il mondo è grande e questo non avviene sempre nei tempi così rapidi come permessi dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale appunto può aiutare le imprese a rimanere conformi alle regole del mercato, monitorando automaticamente le transazioni e identificando le possibili violazioni. L'uso dell'intelligenza artificiale nel trading online ha comunque, abbiamo visto, questi vantaggi e numerosi altri che per brevità non rappresento, ma ha anche degli impatti negativi. Vediamo i principali. I trading algoritmici possono amplificare la volatilità del mercato,
poiché gli algoritmi reagiscono rapidamente a notizie di cambiamenti di mercato, i movimenti del mercato possono essere bruschi e imprevedibili. Alcuni attori possono utilizzare l'intelligenza artificiale per strategie di manipolazione, come lo spoofing, l'inserimento di ordini fittizi per influenzare i prezzi. Esiste poi disparità di trattamento, in quanto gli investitori a retail possono avere accesso limitato a questi strumenti di intelligenza artificiale avanzati rispetto ai grandi fondi e alle istituzioni, creando un divario significativo nel vantaggio competitivo. Questo ha un effetto di riduzione della liquidità. Se gli algoritmi tendono a seguire le stesse strategie, possono portare a una riduzione della liquidità, rendendo più difficile l'esecuzione di ordini significativi senza influenzarne il prezzo. Il comportamento gregge. Gli algoritmi possono portare a comportamenti di gregge dove molti trader seguono le stesse strategie, aumentando il rischio di crash del mercato. La dipendenza dalla tecnologia, l'eccessiva fiducia dell'intelligenza artificiale può portare a scelte di investimento poco prudenti, specialmente in situazioni di mercato non standard e di eventi imprevedibili. Bias nei dati. Gli algoritmi possono riflettere e amplificare pregiudizi presenti nei dati storici, portando a decisioni errate. Minaccia alla sicurezza. La vulnerabilità nei sistemi di trading automatizzato possono essere sfruttati da hacker, esponendo gli investitori a rischi finanziari significativi. L'automazione dunque può portare a una riduzione dei posti di lavoro nel settore finanziario, specialmente in ruoli tradizionali come analisti e trader. Questo è un altro effetto comunque negativo, ma sul quale io sono fiducioso, e questi fattori, secondo il mio punto di vista, richiedono grande attenzione da parte dei regolatori e investitori per garantire un mercato che sia equo che sostenibile. Quali sono le attuali lacune nella regolamentazione e proposte di miglioramento? Naturalmente, da questo punto di vista, il mio è un quadro meramente elencativo e che può essere approfondito e non rappresenta da questo punto di vista quello che è l'orientamento della Commissione, ma rappresenta un dibattito aperto. Dove intervenire? Maggior dettaglio nei requisiti di trasparenza, quindi qua mi metto un po' in contrapposizione al tavolo che invece richiedeva una minore regolamentazione. Sebbene c'è l'articolo 48 della MiFID 2 stabilisca obblighi di trasparenza, la regolamentazione potrebbe beneficiare di requisiti più dettagliati e in tempo reale riguardo ai parametri utilizzati agli algoritmi. Una maggiore chiarezza sui comportamenti algoritmici permetterebbe all'autorità, quindi ai vigilanti, di identificare e prevenire pratiche manipolative con maggior efficacia. Sottolineo la difficoltà di intervenire in questo settore con la normativa attuale. I meccanismi di controllo più stringenti. L'articolo 49 richiede misure di gestione del rischio, ma potrebbe essere utile introdurre standard più rigorosi per controlli automatici. Verifiche di conformità e stress test periodici potrebbero garantire una risposta adeguata a scenari di mercato estremi, riducendo il rischio di destabilizzazione. Collaborazione internazionale. Poiché il frequent trader opera su scala globale, è essenziale una maggiore cooperazione tra le autorità regolatorie di diversi paesi. Un tentativo in questo senso è stato fatto, un piccolo inciso, con l'attuale MiCA, che proprio per quanto riguarda i crypto asset ha introdotto un sistema di vigilanza più robusto, almeno per quanto riguarda i paesi europei. Un quadro regolamentare internazionale armonizzato potrebbe ridurre i rischi di arbitraggio regolamentare e migliorare la supervisione delle attività di questo tipo. Incentivo per comportamenti di mercati virtuosi, promuovere pratiche positive e quindi come? Attraverso regolazioni che potrebbero includere incentivi per le piattaforme ai frequent trader che contribuiscono in modo costruttivo alla liquidità del mercato senza causarne l'instabilità. Tali incentivi potrebbero stimolare comportamenti più responsabili e benefici per il mercato nel suo complesso. Approfondimento, è necessario quindi approfondire, secondo il mio punto di vista, gli studi sugli impatti sistemici. Le autorità potrebbero condurre studi più approfonditi sugli effetti a lungo termine che
tale tipo di trading ha sulla stabilità del mercato. Questo permetterebbe di produrre ulteriori misure predittive per mitigare i rischi sistemici associati al trading algoritmico. Dunque, in conclusione, il trading ad alta frequenza presenta, come ho visto, opportunità ma soprattutto sfide significative per i mercati finanziari. Nonostante le disposizioni della MiFID II e del regolamento UE 17565 abbiamo introdotto sicuramente importanti misure di trasparenza e di gestione del rischio, è evidente che ci sono ambiti ulteriori di miglioramento, ma che questo miglioramento può essere ottenuto soltanto allorquando si apre in una discussione generale anche su altre piattaforme, perché qui il rischio della concorrenza dei vari blocchi è molto forte. Rafforzare dunque la regolamentazione con maggiori dettagli sui requisiti di trasparenza, controlli più rigidi, una cooperazione internazionale più efficace, incentivi per pratiche virtuose e una comprensione approfondita degli impatti sistemici, e soprattutto questo può contribuire a mitigare i rischi e a garantire un ambiente di trading più equo e stabile per tutti gli attori del mercato. Il rischio è bruciare ricchezza e che un mondo finanziario già troppo esposto abbia conseguenze molto più gravi di quelle avute nel passato per quanto riguarda il sistema e il mercato reale. Grazie. Grazie mille al direttore per la sua relazione, e adesso do la parola a Molent, al professor Molent, che è docente di modelli matematici di portafoglio, Università di Udine, che ci parla di reti neurali per la gestione del portafoglio, una proposta di applicazione. Bene, allora buongiorno a tutti. Innanzitutto è un piacere essere qui presente con voi e vedere come la nostra Banca e Finanza incontra il territorio, incontra i rappresentanti delle associazioni bancarie. Quest'oggi abbiamo avuto vari spunti di applicazione dell'intelligenza artificiale e qui con voi oggi volevo portarvi alcuni esempi, un esempio di applicazione concreta di intelligenza artificiale, riagganciandomi ad esempio all'esempio che è stato portato prima dalla professoressa Castellano. Anzi, la ringrazio anche per il suo intervento circa le applicazioni delle random forest. Quindi, vedete, l'intelligenza artificiale è una categoria, una raccolta di possibili algoritmi, non è un algoritmo, è una famiglia di algoritmi. Ci sono ad esempio le random forest, oggi io vi parlerò invece delle reti neurali e nello specifico un'applicazione che abbiamo sviluppato con i nostri studenti. In particolare questo è un lavoro congiunto con il dottor Pozzobon Massimo, che è stato nostro studente nel nostro corso di laurea. Questa è una delle possibili applicazioni. Prima di presentarvela spendo giusto una parola. Nel nostro piccolo, anche noi nella nostra sede universitaria cerchiamo di applicare l'intelligenza artificiale, soprattutto in ambito accademico, però spesso ci confrontiamo con la difficoltà nel reperire i dati. Ecco, quello che si diceva prima, c'è bisogno di dati e di disclosure, abbiamo bisogno di rendere questi dati pubblici e di permettere alla maggior parte a un gran numero crescente di attori di accedere a questi dati. Nel nostro caso oggi vi parlerò di un'applicazione delle reti neurali, cioè di questa tecnica di intelligenza artificiale per lo sviluppo di modelli di previsione dell'andamento degli indici azionari e nello specifico poi un'applicazione finalizzata allo sviluppo di un modello di portafoglio. Qui noi abbiamo utilizzato dati di mercato che sono facilmente accessibili e quindi siamo stati in grado poi di utilizzare con profitto queste tecniche di intelligenza artificiale. In pratica quello che vogliamo fare è utilizzare le reti neurali, di cui vi parlerò tra poco, come una tecnica per migliorare le tecniche classiche di selezione e di allocazione di risorse all'interno di un portafoglio e nello specifico del cosiddetto factor investing. Ora,
L'intelligenza artificiale è un grande contenitore, come dicevo prima. All'interno troviamo varie tecniche, da quelle utilizzate per lo sviluppo di supercomputer in grado di giocare efficacemente a scacchi, ma lo ritroviamo anche nell'ambito poi degli algoritmi che quotidianamente selezionano lo spam all'interno di tutti i messaggi che ci arrivano, di tutti i messaggi email. Queste di fatto sono tecniche più avanzate che rientrano nella categoria del machine learning, ovvero di algoritmi che siano capaci di svolgere compiti per cui non siano stati specificatamente programmati. Vediamo quindi come l'intelligenza artificiale sia capace non solo di riprodurre azioni che vengono comunemente svolte dagli esseri umani, ma anche di andare oltre. E qui un'altra applicazione particolare del machine learning che può essere raggiunta tramite questa tecnica delle reti neurali è quella del riconoscimento, cioè riconoscere da un'immagine e questa associare una cosiddetta etichetta, ad esempio nel riconoscimento delle cifre che noi scriviamo ovunque, quindi il riconoscimento dei caratteri. Ecco. L'obiettivo che ci siamo posti è quindi stato quello di affrontare un problema classico che studiamo quotidianamente con i nostri studenti nel nostro corso di laurea, cioè lo sviluppo di modelli matematici di portafoglio, però con una tecnica innovativa, ovvero sia una tecnica di machine learning. Prima è stato interessante l'intervento del dottor Ranese, che in particolare ha segnalato come sia possibile tramite tecniche di machine learning riuscire a estrapolare informazioni che inizialmente non si vedono. Ad esempio, in particolare aveva citato prima l'esempio della lettura a partire dall'impostazione del tono di voce, della affidabilità dell'informazione contenuta nel messaggio. E qui noi vogliamo utilizzare il machine learning come tecnica per riuscire a estrapolare informazioni che ci permettono di prevedere con maggior dettaglio l'andamento dei titoli azionari. Riprendiamo da un classico modello che si usa nell'ambito della teoria del portafoglio, ovvero sia il modello di Markowitz. Il modello di Markowitz è uno, diciamo, dei più importanti, il primo, il principale, circa l'allocazione del portafoglio. Egli osserva che nella costruzione di un portafoglio non si deve puntare unicamente alla massimizzazione del rendimento atteso, ma bisogna considerare anche la rischiosità connessa con questo portafoglio. Quindi da un lato c'è la minimizzazione della varianza, che è l'indicatore proprio di rischiosità, per ogni livello di rendimento atteso, e questo è il classico problema. Ora, come stimare questo rendimento atteso? Un approccio storico, un approccio elementare potrebbe consistere nel semplicemente calcolare il rendimento atteso di un titolo facendo la media dei valori storici. Nel tempo si sono sviluppati vari approcci che cercano di andare oltre questo approccio storico. Chiaramente se noi utilizziamo i dati del passato unicamente come predittori per i valori futuri, questi scontano comunque l'incapacità di leggere il particolare contesto storico in cui si sono realizzati quei rendimenti. Quindi c'è bisogno di qualcosa di più, c'è bisogno di uno strumento più avanzato che sia in grado di comprendere che questi valori attesi sono valori attesi subordinati, ovvero sia devono incorporare l'informazione che abbiamo a disposizione. Un tentativo degli anni 60 è quello del Capital Asset Pricing Model, che al suo interno cerca di prevedere il rendimento di uno specifico titolo facendo riferimento a un portafoglio, detto portafoglio di mercato, ma poi questo approccio è stato sviluppato e sono stati cercati ulteriori fattori che siano in grado di spiegare i rendimenti dei titoli azionari. Bene, noi siamo ripartiti da questo modello e abbiamo cercato di utilizzare tecniche di machine learning per riuscire a comprendere meglio, a prevedere con maggior accuratezza i rendimenti dei titoli coinvolti. Siamo stati ispirati da un articolo del 2020, Can Machines Learn Finance? Questo è un articolo molto interessante che solleva un problema. Si può utilizzare l'intelligenza artificiale nell'ambito della finanza? Qui la domanda può sembrare scontata, però bisogna tenere conto che ci sono delle limitazioni.
Quello che noi desideriamo da un algoritmo di intelligenza artificiale è lo sviluppo di modelli, nel nostro caso specifico, che siano modelli predittivi, in grado di estrapolare le caratteristiche fondamentali del mercato a partire dai dati che noi gli forniamo. Questi algoritmi devono essere in grado non solo di riprodurre i dati storici, ma riuscire anche ad avere capacità predittive, quindi estrapolare le caratteristiche fondamentali per poi essere in grado di prevedere il futuro in questo senso. Ora, questo è possibile? Esistono vari modelli predittivi, ma nello specifico l'intelligenza artificiale e il machine learning funzionano bene, permettono di generare modelli funzionali, efficaci, quando i dati a disposizione sono molti. Abbiamo bisogno di molti dati, perché se i dati fossero pochi, tanto vale utilizzare le tecniche classiche, i classici modelli lineari. Bene, quando i dati a disposizione sono molti, riusciamo a sviluppare modelli più accurati, più efficaci, che riescono ad andare oltre gli approcci classici. Questi dati inoltre devono avere un'altra caratteristica, avere un basso rumore, cioè devono essere dati in cui la volatilità è limitata. Altrimenti, se c'è troppa confusione, riuscire a leggere le informazioni diventa compito impossibile. Devono essere chiaramente, possibilmente, dati strutturati, quindi dati numerici, dati che noi riusciamo a quantificare numericamente. E in questo, se questo è possibile, allora l'intelligenza artificiale funziona particolarmente bene. Si stanno sviluppando anche tecniche in grado di utilizzare dati non strutturati, però in generale questo comporta sfide aggiuntive. Quindi riuscire a estrarre l'informazione, questo è ciò che noi ci aspettiamo da un algoritmo di machine learning. E questo è possibile per l'ambito della finanza? Dati ne abbiamo, sì, ma non tantissimi. Se pensate alle serie storiche di dati stabili, non sono poi così lunghe. Possiamo andare indietro di qualche decina d'anni, però chiaramente se confrontiamo il mercato di 20 anni fa non possiamo prenderlo come una valida rappresentazione del mercato odierno. E chiaramente poi dipende dalla frequenza di campionamento che utilizziamo. Utilizziamo dati giornalieri, utilizziamo dati mensili, utilizziamo dati campionati con una frequenza del millisecondo come nel high frequency trading. Qui bisogna cercare di trovare un buon compromesso. Ora qui vi riporto giusto due citazioni, una di Benjamin Graham: nel breve periodo il mercato è una macchina elettorale, ma nel lungo periodo è una bilancia. Nel breve periodo il mercato è imprevedibile, nessun essere umano è in grado di capire che cosa farà il mercato nel breve periodo, ma nel lungo periodo chiaramente riusciamo a trovare delle dinamiche che sono riscontrabili. Riusciamo a comprendere il mercato nel lungo periodo ma non nel breve periodo. Questo è esplicitato poi dalla frase di Mark Hanna, personaggio del film The Wolf of Wall Street, interpretato da Matthew McConaughey, che con il suo slang americano esprime il fatto che nel breve periodo nessuno ci capisce niente del mercato, l'imprevedibilità è totale e quello che importa è, nel caso del personaggio, riuscire a trarne un profitto. Bene, questo vale per gli esseri umani, vale negli anni 80 in cui è ambientato il film, ma oggigiorno con le tecniche di machine learning riusciamo a estrarre delle informazioni da questo caos finanziario? La risposta la vediamo tra poco. No, lascio un po' di suspense. Cosa abbiamo fatto? Nello specifico abbiamo cercato di utilizzare una rete neurale per prevedere i rendimenti dei titoli azionari inclusi nel Dow Jones. Quindi abbiamo cercato di sviluppare un modello previsionale in grado di fornirci delle anticipazioni sui rendimenti, meglio di quanto non lo facessero i modelli classici, e poi abbiamo utilizzato queste stime per organizzare dei portafogli che rispecchiassero poi dei criteri di ottimalità. Quindi siamo partiti con una prima fase nella quale abbiamo raccolto e preelaborato i dati, li abbiamo utilizzati per sviluppare un algoritmo di apprendimento automatico finalizzato alla previsione dei rendimenti e poi abbiamo utilizzato questi risultati all'interno di strategie di asset allocation. I risultati sono stati poi validati e confrontati rispetto ai benchmark. Va bene, nello specifico abbiamo usato le 30 principali azioni, insomma titoli azionari che rientrano nel Dow Jones, e abbiamo fornito alla macchina, all'algoritmo,
da una parte i rendimenti che andavano previsti, erano insomma, l'obiettivo da raggiungere, da prevedere, in base a che cosa? In base a variabili di mercato, indicatori tecnici passati che fungono da predittori. Quindi all'interno di questa categoria abbiamo considerato ad esempio i prezzi futures del VTI, l'indice VIX, abbiamo poi considerato degli indicatori tecnici forniti da Bloomberg come l'ESG score, il put call ratio, vari indicatori, in totale 9 indicatori, 9 predittori. Abbiamo combinato i dati includendo sia dati attuali sia dati ritardati nel tempo. Chiaramente il dato appena passato di ieri è un buon predittore per il dato futuro, ma bisogna anche considerare dinamiche che si protraggono, che si sviluppano nel tempo. E quindi abbiamo combinato da un lato un elemento, dall'altro l'altro. E la tecnica che abbiamo utilizzato è quella delle reti neurali. Cosa sono queste reti neurali? Sono tecniche di intelligenza artificiale che possono assolvere una grande quantità di compiti. Nello specifico noi li abbiamo utilizzati per la cosiddetta regressione. Nello specifico, non vorrei entrare nei tecnicismi, ma pensate a una grande rete neurale con una grande funzione matematica che prende in input delle variabili in ingresso e restituisce poi degli output, nel nostro caso previsioni per i rendimenti. Ora, cosa dobbiamo fare per rendere questa rete neurale efficace? Dobbiamo allenarla, quindi dobbiamo fornire alla rete una grande mole di dati, di esempi, e lei attraverso un algoritmo di ottimizzazione trova la struttura sua interna ottimale che le permette di processare questi dati e diventare un algoritmo in grado di fare delle previsioni efficaci. Quindi bisogna allenare la rete ottimizzando di fatto i pesi numerici che sono al suo interno. Si parla anche di addestramento. Questo è stato possibile grazie all'implementazione in un linguaggio di programmazione Python nello specifico, e abbiamo utilizzato una libreria chiamata TensorFlow, che è uno strumento molto utile proprio per sviluppare questo codice. Quindi notate che poi quando si vuole implementare la tecnica di machine learning, la si vuole comprendere, è necessario entrare nei meccanismi sottili, quindi bisogna avere anche una formazione adatta per comprendere poi il funzionamento dell'algoritmo e non esserne solo schiavi. Quindi capisci? Va bene, nello specifico non abbiamo utilizzato una rete elementare, ma abbiamo utilizzato una rete convoluzionale che al suo interno presenta anche un elemento di memoria a breve e a lungo termine. Poi qui è stato il nostro studente Massimo che aveva un certo know-how a riguardo a selezionare poi lo specifico algoritmo. Quindi quello che voglio dirvi è che esistono vari algoritmi, una grande possibilità, che sono in continua evoluzione e permettono quindi di ottenere risultati sempre più accurati. Quindi c'è stata la macchina, l'algoritmo, e il suo ruolo è stato quello di apprendere, estrarre le informazioni principali e poi trasformarle in un algoritmo di predizione. Poi è intervenuto l'uomo, nello specifico. Cosa abbiamo fatto con queste previsioni, con questo algoritmo predittivo? L'abbiamo utilizzato per costruire dei portafogli, non uno ma vari. Abbiamo inserito le previsioni all'interno del classico modello di Markowitz, oppure abbiamo cercato di costruire approcci alternativi che utilizzino magari solo portafogli che di volta in volta includono l'asset che ha la miglior previsione di rendimento periodale. E abbiamo quindi confrontato questi vari approcci, quindi capite non c'è stata una singola risposta al problema, ma ci sono state varie soluzioni possibili. Questo è importante da ribadire perché chiaramente l'algoritmo di intelligenza artificiale ci offre degli strumenti, ma poi dobbiamo essere in grado noi stessi di selezionare questi strumenti, capire cosa è meglio per i nostri obiettivi. Abbiamo valutato i risultati e adesso non entro nello specifico, ma abbiamo considerato varie metriche e cosa abbiamo capito? Abbiamo confrontato il nostro algoritmo, in particolare l'algoritmo di Markowitz, con la nostra rete neurale, con l'algoritmo classico e altre proposte, come dicevo, sviluppate sempre a partire dall'algoritmo di intelligenza artificiale. Quello che ne è risultato è che in un periodo di test di alcuni mesi l'algoritmo che abbiamo sviluppato è risultato particolarmente efficace
generando una sovraperformance notevole rispetto agli altri algoritmi classici. Quindi c'è stato in particolare, vedete qui nel grafico, la curva gialla, che è stato l'algoritmo di Markowitz-Tobin con l'aggiunta delle reti neurali, che si è rivelato particolarmente efficace. Quindi sì, la risposta al quesito che avevo lasciato in sospeso prima è: la rete neurale è capace di prevedere meglio di quanto non faccia una semplice media empirica? La risposta è sì. La rete è stata in grado di estrarre le informazioni da quel caos finanziario ed è stata in grado di fornirci delle valide previsioni per lo sviluppo poi di portafogli efficienti. Va bene, qui non entro nei dettagli tecnici, ma comunque l'algoritmo è stato validato e anche con metriche tradizionali, quindi il classico rapporto tra deviazione standard e ritorno atteso. Quindi in conclusione, concludendo, gli algoritmi di intelligenza artificiale e nello specifico di machine learning possono essere dei validi strumenti per affiancare, integrare le tecniche classiche? La risposta è sì. Chiaro è che bisogna avere una certa competenza a riguardo, non si può semplicemente utilizzare l'algoritmo come se fosse una scatola nera, bisogna comprendere quali sono i principi matematici, i principi applicativi, informatici, che guidano lo sviluppo di queste tecniche, e quindi è importante anche avere una solida formazione di base a questo riguardo. Sì, lo so, sono un accademico, però spero che il messaggio vi abbia convinto lo stesso. Bisogna anche avere una comprensione profonda degli algoritmi per capire quali sono le deficienze che essi mostrano, non sono la risposta a tutte le domande. Ci sono dei contesti nei quali questi algoritmi non funzionano o comunque non funzionano particolarmente bene, contesti nei quali non sono la risposta definitiva. In particolare funzionano bene quando i dati che abbiamo a disposizione sono enormi, sono elevate, e quindi è possibile riuscire ad allenare con efficacia la rete neurale. Chiaramente poi questi modelli, allora noi abbiamo considerato un esempio abbastanza limitato, però sarebbe interessante cercare di integrare poi il modello successivamente con maggiori dettagli di realismo, ad esempio includere i costi di transazione, i quali possono essere una limitazione poi all'applicazione pratica di algoritmi elaborati come quello che abbiamo sviluppato. Bene, questo conclude la mia presentazione, grazie per l'attenzione. Grazie mille Andrea. Ed adesso lasciamo la parte conclusiva, le conclusioni a Cristiana Buiatti, vice coordinatrice territoriale di ANASF Friuli Venezia Giulia, che appunto trarrà le conclusioni di questo convegno. Grazie. Allora, le conclusioni. Abbiamo sentito gli aspetti legali, abbiamo sentito gli aspetti tecnici, matematici, normativi degli organi di controllo. Ci spaventa? Sicuramente sì, e noi lo sentiamo tutti i giorni dai nostri clienti, dalle persone con cui ci confrontiamo. Possiamo evitarlo? Sicuramente no. Il processo iniziato è assolutamente irreversibile, è una sorta di nuova rivoluzione industriale, se possiamo chiamarla così, ma secondo me, secondo noi dell'associazione, dobbiamo porre molta attenzione sugli aspetti umani. Non ho sentito parlare di aspetti umani, questo è l'unica cosa, ho sentito delle cose validissime. Il dottor Abate ha parlato di normative da implementare, l'avrei applaudito per altri 10 minuti, perché signori c'è molto da fare. Le normative hanno veramente bisogno di un'implementazione incredibile. L'intelligenza artificiale, visto che tutti hanno fatto degli esempi, in questo momento è già applicata da alcuni istituti e a noi capita tutti i giorni di vedere i risultati, però. Quindi non c'è una preparazione, non c'è una tutela non valida dell'investitore
e purtroppo, vi faccio un esempio pratico, io ho fatto un colloquio recentemente a un ragazzo giovane che volevo reclutare, che volevo portare a lavorare con me, e la risposta che mi ha dato alla domanda ma lei cosa predilige, cosa consiglia ai suoi clienti, come si comporta, come si muove, è stata ah no, io inserisco la MiFID a terminale, il terminale mi dice cosa devo fare. E purtroppo questa è, ahimè, una delle reti più capillarmente diffuse. Non facciamo le nomine e cognomi, ma signori, Poste Italiane lavora così. Adesso io credo che ci sia molto da fare. Ripeto, è una cosa sicuramente che non possiamo evitare, questo assolutamente. Ci sono un sacco di applicazioni di cui usufruiamo tutti i giorni, che sono validissime e per le quali l'intelligenza artificiale ci sta dando una gran mano. L'altro giorno, in uno dei tanti convegni, leggendo le 1000 pubblicazioni che ci sono in questo periodo, ho letto che Airbnb è arrivata a tradurre simultaneamente le recensioni in oltre 60 lingue e questo lo dobbiamo all'intelligenza artificiale, diversamente come avremmo tutte queste informazioni. Benissimo. A noi, settore finanziario, sta già dando una grandissima mano. Se voi pensate che noi abbiamo dei cataloghi prodotti nelle singole società infiniti, io non li conto più, però poi, attenzione, io devo inserire cose nella gestione del cliente che alla macchina non posso dire. La testimonianza che la sensibilità la macchina non ce l'ha, o meglio, ha la sensibilità dei dati di chi fornisce e inserisce i dati, ce l'ha data recentemente l'associazione un'indagine commissionata e dalla quale è saltato fuori un dato secondo me molto interessante, che gli under 20, la maggioranza degli under 35 si sono dichiarati favorevoli e interessati ad avere il rapporto con un consulente. È interessante perché l'under 35 è quello che tipicamente smanetta 25 ore al giorno, hanno sempre un device in mano, qualunque esso sia. Ma il dato che torna indietro è questo: voglio parlare con un essere umano. Quindi secondo me, ripeto, ci servirà, sarà inevitabile, sarà un processo lento e da implementare, ma non dimentichiamoci mai che il libero arbitrio, quello che noi percepiamo a livello soprattutto su cose sensibili, su cose importanti nella vita delle persone, come sono il risparmio, la pianificazione del futuro, della vecchiaia, di tante cose, purtroppo ci arriva solo e soltanto da un rapporto umano. Non dimentichiamolo mai. Sicuramente ci sono tutti questi calcoli, tutti questi sistemi che vengono predisposti ogni giorno ormai, perché a noi arrivano implementazioni continue che a noi dietro le quinte danno una gran mano. Una volta andavamo a cercarci i dati pagina per pagina sulle schede delle case prodotto, per poi confrontarli sulle schede di Morningstar dei vari gestori. In questo momento con un click mi esce un listato di 20 titoli che possono rispondere alle caratteristiche che io ho richiesto alla macchina. Tanta roba. La sera finalmente guardiamo la televisione anche noi. Una volta eravamo lì, Franza ride, è così, una volta te li studiavi di notte quando ti avanzava il tempo. Adesso con un click questi dati escono. Da questo a far fare il click al cliente e pensare che l'utente finale se la possa fare da sola, la programmazione, il portafoglio, una gestione oculata, sinceramente lo vedo un po' improponibile, o quantomeno da gestire con
con oculatezza. Io credo che non abbiamo altro da concludere, dovremmo anche essere nei tempi, giusto? Sì, do la parola a Franza che vuole replicare. Sì, io volevo semplicemente confermare, mi permetto, l'affermazione che ha fatto, cioè il problema della conoscenza del cliente che è stabilito dalla normativa europea è centrale, e la figura del consulente finanziario, non più promotore ma consulente finanziario, anche le parole sono importanti, ha un peso. Una cosa è il promotore, che è più un'attività commerciale, no? Dal consulente, che invece è un'altra figura. Ecco, il consulente finanziario deve essere, diciamo, il braccio finanziario del suo cliente, quindi conoscere il proprio cliente è fondamentale. Tutto quello che non si può dire alla macchina e che fa parte, diciamo, del rapporto intimo e personalissimo, e questo qui è una di quelle professioni, ed è una professione che non è sostituibile e quindi è caratterizzata da intuito persone. E questo secondo me è il punto centrale e lo snodo che diciamo, mi sento di sostenere, per cui sicuramente l'intelligenza artificiale è un ausilio e ci mancherebbe altro, aiuta il consulente finanziario, forse aiuta anche il cliente, ma attenzione, perché le analisi che abbiamo, gli studi che abbiamo condotto, anche se siamo ancora, diciamo, ancora indietro perché ancora tanto da studiare, dimostrano come questa overconfidence che può essere molto pericolosa da parte del cliente. Grazie. Grazie mille. E non scordiamo anche che l'articolo 14 dell'AI Act prevede proprio l'obbligo del controllo umano su qualsiasi sistema di intelligenza artificiale. Quindi questo rimarrà, insomma, è già operativo di fatto nel nostro ordinamento. A questo punto, allora, io ringrazio tutti e concludo i lavori. Grazie.